All'alba di oggi i carabinieri del comando provinciale di Agrigento e del ROS, con il supporto dei militari dei comandi provinciali di Palermo, Trapani, Enna, Caltanissetta, del nucleo operativo Cinofini e dello squadrone Liportato Carabinieri Cacciatori, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale DDA a carico di 10 soggetti, 5 dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e 4 degli arresti domiciliari, di cui uno all'obbligo di dimora, gravemente indiziati a vario titolo d'associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Nello stesso contesto sono state eseguite 23 perquisizioni personali e locali, di cui 3 in carcere, nei confronti dei destinatari dei suddetti provvedimenti e di altri soggetti indagati a vario titolo nello stesso procedimento penale. L'intervento repressivo scaturisce da convergenti esiti dell'indagine denominata Condor, condotta dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento, e da quella denominata Xidi, condotta dal ROS, che già nel febbraio del 2021 aveva registrato la prima fase esecutiva. Le indagini coordinate dalla DDA di Palermo hanno così consentito di acquisire un grave compendio indiziario relativo agli assetti mafiosi nel territorio di Favara e in quello di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, quest'ultimo caratterizzato, come accertato da sentenze definitive, dalla convivenza dell'articolazione territoriale di Cosa Nostra e di formazioni criminali denominate paracchi sul modello della Stidda. In tale contesto sono stati raccolti indizi relativi al tentativo di uno di loro, degli indagati, di espandere la propria influenza al di là del territorio palmese e segnatamente a Favara, al villaggio Mosè di Agrigento, al ruolo di garante esercitato dal vertice della famiglia di Palma di Montechiaro a favore di un esponente della Stidda, al cospetto dell'allora reggente del mandamento di Canicattì, all'ipotizzato controllo delle attività economiche nel territorio di Palma di Montechiaro, con specifico riferimento al settore degli apparecchi da gioco e della mediazione per la vendita dell'uva, cosiddetto senza LIE. Nel territorio di Favara, mediante l'imposizione del cosiddette messe a posto a imprenditori operanti nel territorio appunto della zona favarese, con danneggiamenti avvenuti a mezzo incendio, all'ipotizzata operatività di una parallela struttura associativa con base a Palma di Montechiaro e diretta da soggetti indiziati di appartenere alla Stidda, che gestiva il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In merito a quest'ultima attività delittuosa, le attività investigative hanno permesso di raccogliere gravi indizi in ordine all'avvenuta commissione di diversi episodi di spaccio. Con riferimento poi a reati ai fini contestati ad alcuni degli indagati, sono stati acquisiti e giudicati dal GIP gravi indizi in ordine all'interferenza esercitata da Cosa Nostra sul lucroso settore economico delle transazioni per la vendita di uva e la progressiva ingerenza in detto settore della Stidda. In tale ambito sono emersi gli assetti rapporti del vertice della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro con la cosiddetta Andrina Calabrese dei Barbaro di Platì, il controllo illecito di una grossa parte del remunerativo settore imprenditoriale delle slot machine e degli apparecchi da gioco installati nei locali commerciali, l'attività estorsiva posta in essere in danno di un imprenditore costretto ad astenersi dalla partecipazione a un'asta giudiziaria finalizzata alla vendita di alcuni terreni, tentata estorsione in danno di un imprenditore operante nel settore della distribuzione, gestione di congegni, apparecchi elettronici, gestione di impianto pesatura dell'uva, i cui proventi sarebbero stati in parte destinati al mantenimento dei detenuti, estorsione consistita anche all'imposizione di assunzione di uno degli stessi indagati ai danno di un'impresa aggiudicataria dei lavori nel comune di Ravanusa, all'incendio perpetrato ai danni del titolare di un'autodemolizione del deposito giudiziario. In carcere sono finiti Nicola Ribisi, 42 anni, ritenuto capofamiglia della mafiosa di Palma di Montechiaro, Giuseppe Sicilia, 43 anni, ritenuto capofamiglia mafiosa di Favara, Giuseppe Chiazza, 42 anni, di Palma di Montechiaro, Domenico Lombardo, 31 anni, di Agrigento, Baldo Carapezza, 27 anni, di Palma di Montechiaro. Ai domiciliari invece Salvatore Calvano, di anni 52, già arrestato nell'operazione San Calogero, Ignazio Sicilia, 48 anni, di Favara, Francesco Centineo, 38 anni, di Palermo, Giovanni Cibali, 35 anni, di Licata, obbligo di dimora per Luigi Montana, 40 anni, di Ravanusa. La provincia, al fianco dell'autorità giudiziaria, ha colpito in maniera importante quelle che sono le organizzazioni criminali di tipo mafioso che
interferiscono con il buon andamento, la libertà, la serenità di questo territorio. Il nostro obiettivo è quello di liberare la provincia di Agrigento, ma più in generale la nazione, da quelli che sono i fenomeni criminali che rendono meno serena la nostra gente. Ci sono i capifamiglia di importanti città dell'Agrigentino. È importante sottolineare come i nostri obiettivi siano i capi di queste organizzazioni criminali, coloro i quali si atteggiano a reggenti, a comandanti, a figure di riferimento, perché tagliando le teste più importanti di queste organizzazioni riusciamo a liberare le città, ma soprattutto riusciamo a restituire ai cittadini la forza di comunicare e di denunciare estorsioni, danneggiamenti, incendi, aggressività che semplicemente devono essere azzerate.